Fabrizio mi ha mostrato un nuovo modo di fare muro naturale plus bronzo. Mi è piaciuto moltissimo e ho deciso di farlo fare anche a casa mia. Vedete, questo è muro naturale plus bronzo nella versione standard. Noi invece cercheremo di fare un muro naturale levigato. Come sempre, tutto inizia dal nostro primus naturale. In questo caso l'abbiamo già applicato e vi facciamo vedere che cosa succede a partire dalla prima mano di prodotto. Bene, allora adesso la superficie è ancora bagnata, perciò la mica si percepisce ma non si vede, verrà fuori in asciugatura. Però all'interno di una latta da 24 kg di muro naturale abbiamo inserito 128 g di mica argento e 64 di mica bronzo, perciò sarà veramente super brillantinoso. Il prodotto ora è pronto per dare una lieve compattatura. Questo ci permetterà di avere un effetto più omogeneo in parete. Oh, bene, vedete che inizia ad asciugare. Questo è il momento giusto per passare alla seconda compattatura. Vedete, qui ci sono delle zone che sono rimaste ancora umide, quindi queste tendenzialmente cercheremo di non toccarle troppo e invece insisteremo di più con la spatola su tutte quelle zone che tendono ad essere più asciutte e quindi pronte ad essere lucidate. Bene, ci siamo. Direi che siamo pronti per dare la lucidatura finale. Però prima daremo una piccola spolverata con il guanto per tirare fuori ancora di più il luccichio della mica. Sapete, la cosa che veramente mi piace dei nostri materiali è questa morbidezza al tatto che li rende, da mio avviso, unici. Bene, adesso la parete è lucida al punto giusto. La vedete ancora macchiata e piuttosto scura perché si deve asciugare. Tendenzialmente la calce ha bisogno di tempo per schiarirsi. Domani potremo procedere con la protezione. Secondo me questo tipo di materiale rende di più con una protezione naturale, quindi con la nostra cera del vecchio. Ma se stiamo parlando di zone umide della casa, suggeriamo sempre di utilizzare vetro, lucido, opaco oppure satinato.